Saluti a tutti, ben ritornato a Litteras, sul programma di Eia TV, per questione della letteratura dei Sardus. Oggi sono in Castello, in suo ex ma, e torno grazie al suo consorzio Camus, che ci ha ospitato questa città pure, e torno grazie a fine a amico di oggi, che è venuto a Zacataia, Paolo Zedda, bene Paolo. Grazie Sivo. Questioniamo con piacere oggi di poesia che nasce in soralità, di poesia improvvisata, di canto de sei, che però c'è sta accabata in questa occasione in un libro, uno studio che ha fatto Paolo poi sull'Università di Siena, che si presenta ad oggi, manca si avvio in 2008. L'arte dei mutetto su dei territori gore. Contasi Paolo come nasce questo traballo, come nasce questo contatto con l'Università di Siena, con te che in Siena, in continente si fonte interessato su questa poesia nostra. Nasce all'Università di Siena, poi in Toscana dove c'è una tradizione improvvisativa che è quella dei cantampanca, no? dei che cantano sottava rima in italiano, che punti dessa Toscana bascia e sul Lazio Arto invece. Questo si organizza ad ogni anno una specie di festival internazionale della poesia. È capitato di essere pure impari con isso e in Gunis impari con improvvisatori dove da vince vari docenti di letteratura. Uno dei gusti via da Antonio Melis che è docente sull'Università di Siena e ha promuovuto questo progetto di pubblicazioni a piccio di soralità. Dentro di questa canacca del libro Sagata da Vince ha pubblicato testo di poesia sudamericana, altro su Vince di poesia improvvisata toscana in ottava rima e uno dei gusti di poesia sarda. E va entregato a me, sempre Savaina ti toccata. E devo scrivere. I tacciati Paolo in questo traballo, come ti concordato sul libro? Ma è partendo da parti, una dei documenti e delle spiegazioni pure, dei testi della letteratura campidanese e dei testi della struttura metrica formali dei testi che seguono. Mascamenti sono questioni di mutettus in differenti varianti e delle canzoni a curva e a torrata. Poi dove è una seconda parte anche narrata su chi punti autori, poi con tutto che vuoi dare di poesia orali e di poesia tradizionale e tutta poesia che tiene di un autore. E in ultima parte invece due punti biografia dei autori e i testi poetici. Come ti usasi c'erano i cantatori che punti in questo libro? C'è uno criterio oppure? Su criterio così offerri una castigliata ampia l'ada della letteratura in campidanese, della tradizione campidanese, sia in senso longitudinale, dei autori più antichi che conoscevo su Deolatta, non su chi ha descritto questa magliettina che possa chi porto è dei autori nascono nella seconda metà del Settecento e accabai con i autori che io conosco noso, che poi conosco Deo, ma che non sa in Tibruso, dunque dei ultimi improvvisatori poetici campidanesi. E finse un pacchetto di tutto in zona geografica del suo campidano. Dunque, questo libro come ti sei rendito tu, pinnica da pari questa tradizione del suo mutetto, del suo campidano castello, del suo sulcisi e tu scesi che ha pantavato fino a altri traballi delle altre tradizioni sardas o si fonti prima che devo scippia in sull'Università di Siena sul dipartimento di letteratura romanza no. Ha fatto uno librovetti di letteratura sarda e questo. Ita giro ha fatto, ita circolazione attento questo libro, da presentato in università, sul mondo dei cantatori, come ti ha girato? Ha fatto una scanto presentazione, che devo in Università di Castello, è una presentazione in Calla con una bidda della Sardegna, è stato presentato Vince in Toscana. Da parte degli autori come promuove Vince della casa editrice Gore, che è una di queste domus di editoria minori che però
proprio poeta che punti pitti casare nei sintas curriculari, no? Furungoni dei scalasci, Certo. e agatta e gusta a forma di letteratura che atras ed altri autori, altri editori non pubblicano, ma che poi ha dentro una diffusione per riduce, per pitica. A su costau sul libro due finas a un CD, canto agattauso sia da mutettos improvvisaus e finas a altros cantos dessa tradizione campidanesa che improvvisavano funti e chi funti sa canzone a curva, mutettos a flori, chi ne funti i interpreti, i cantatori io credo che avessi di necessario a porre in questo cofanetto libro e DVD poi tagassa dimensioni naturali della poesia tradizionale sarda e della poesia orale sarda è sempre questa del suo canto. Questa poesia sarda è la forma più naturale da arricchire noi da leggi, ma da castia, ma cosa da ascoltare con sorriga. Poi messo dei canti, manco della poesia resata e questionata, ma questa poesia cantata. Questa canzone è questa dimensione naturale della poesia. Io credo che avessi in origine questa dimensione naturale di tutta questa poesia del suo mondo. Però per bello poi, questa forma poetica si può evolvere in poesia scritta, in poesia che vuoi dare a volte. Questa poesia sarda è ancora una poesia cantata, ma è normale che uno le comprendi, che questa dimensione sui sapori vince più in giro di questa poesia, e per ascoltare come si esprime in questa lingua sua. I autori si punti, devo sapere, uno dei autori è Odeo. Sarà da pagare che non si spunti troppo atteso, cercando a cruzzo. Però altri devo dare ricordo, mi pare che dovresti Rossa Numereu, come cantatore di canzoni, mi pare Sandrino Pau e Grifagno, che punti è gente che canta la sua poesia come hanno fatto, con s'accento, suo traggio, cosa sua, questa pronuncia corretta. Come te l'hai cantata? Sì, come te l'hai fatta. Tu sei tant'anni ormai interessati di poesia improvvisata, hai traballato all'università, hai traballato nella scuola civica di musica, hai fatto mille vainas con la socio cosa tua, su Bentuesto. In due sfuedos, che non è facile, come testi questa situazione del suo canto di sei in Sardegna? È tutto del canto nostro, del suo mutetto campidanese. Su mutetto e sa poesia in tanti sacata da Ieviu e diffonde ancora in vita del suo campitano, secondo me soffre di una condizione che è simile a questa della lingua. È una letteratura, una forma di letteratura che è considerata come delle serie inferiori in paragone con questo italiano, con questo internazionale, e secondo me il risentimento del fatto di noi entrare in questa scuola dessa entrata principali. E noi è un po' una deformazione mentale, ma forse non è manco troppo una deformazione, una dimensione naturale dessa formazione culturale cosa nostra. Considerato del primo livello su chi entra in queste scuole, assumando che in calcuna delle scuole, se la nostra è una forma poetica o letteraria nostra, di noi è tutto, e non printare in queste scuole, questa conclusione che Dio causa è che evidentemente non ottiene questa dimensione adatta per printare in queste scuole. Io sono convinto che non sia da Icci, che sia la sua scuola sbagliata poi mo. Italia tocca a fare. Beh, ad correggi, non c'è che sia sbagliata, le cose sbagliate, o si correggi, non si torna a fare. Sicuramente ad lavorare a fare del no non è semplice, però ad correggere sì, tenere le possibilità, se Dio grossa volontà di buono, ci vogliono gli strumenti adatti, le inas e le persone pure adatte, è una cosa che si può fare, che non si stenta di troppo, se non canocco di più. A conto malivato si due d'ora, nara su dice, cali adesso inzando con due savetto, po' grasi, pochi sa poesia improvvisata, pozza a tenne grasi. Poi giovani sardi. Ma secondo me che si recupera dignità in questa dimensione linguistica sarda, questo è già un primo passo buono. Questa cosa che posso dire è che in altre
organizzazione scolastica europea si è imparata proprio sa poesia orale come strumento sinergico per potenziare la politica linguistica e funziona bene in meta. Secondo me questa è una discoteca che si poteva in Sardegna pure. Da sperimentare e da porre in scuola come un meccanismo ludico di apprendimento del sardo. Secondo me da poi funziona bene. E siamo di accordo di pure, intanto su accabato voi pure, grazie a Paolo che venio a Zacattai. Grazie a voi. Grazie a chi si sta ascoltando, si dà appuntamento a un'altra puntata, tornerò fino a grazie a Sexma che si ospita da questa città pure, questo consorzio Camus, questa gentilezza con un solo, e si dà appuntamento a un'altra puntata dell'Itteras sul programma di EIA TV, poi visionare questa letteratura dei Santos. A Sibiri. A Sibiri Melvis.